Buongiorno a tutti amici di Bella Sicilia e oggi vi prepariamo i maccheroncini in tegamino. Dobbiamo preparare l'impasto. Con 1 chilo di farina utilizziamo 6 uova. L'impasto è molto semplice: uova, farina e acqua. Poi si decide secondo pure l'umidità della farina, poi ci vuole passione e voglia di portare avanti sempre questa tradizione. Una volta che è impastato poi si prende a pezzettini, si deve lavorare un po'. Queste si chiamano pezzolona poi. Iniziamo a fare i maccheroni. Ecco qua. Ed ecco i maccheroni pronti per bollirli. Appena bollono, un minutino e si possono tirare. Fondiamo i maccheroni, assembliamo il tegamino. Mettiamo del ragù prima sotto, poi mettiamo dei maccheroni che già abbiamo condito. Aggiungiamo le nostre melenzane a pezzetti, un pochino di prosciutto, del parmigiano, un altro po' di maccheroni per coprire. Copriamo di nuovo con il nostro ragù abbondante. Ora mettiamo di nuovo il nostro grana. È arrivato il momento di infornarli. È già pronto. Ecco, deve fare molta attenzione quando si inizia a mangiare, è molto caldo.